In diretta dalla sala B di Via Asiago in Roma. Buongiorno. Viva Radio 2! Presentano Fiorello e Marco Baldini. 1, 2, 3, 4. Incredibile, oggi è incredibile perché abbiamo più pubblico del solito. È per forza festa. Tutti i lavoratori che questi poi da qui se ne andranno tutti in piazza Giovanni Laterano, San Giovanni Laterano. Chi andrà al 1° maggio al concerto di qua? 2 soli, incredibile. 3, 5, ecco 7. Bella puntata, si prevede una bellissima puntata, devo dire. Anche oggi qualcuno ha pensato bene di portarci delle pastarelle. È vero. Delle pastarelle che così almeno soffriamo, perché noi le guardiamo. Mi viene il diabete a guardarle. Io non posso. Chi è che l'ha portato? Chi l'ha portato? Leggi il biglietto, c'è scritto, aspetta. Leggi il biglietto. Eccolo là, sentiamo. Leggi il biglietto. Ah. No, questo non è questo. È un poema quello? È questo il biglietto? È questo qua? Sì. Questo qua. Valentino sfortunati di Fiorello napoletani rispondono. Cioè che tutti si capisce, no? Così, no? È ovvio. Eccola. Allora, notizianza scritta da lui. E prima la leggo, capito? Vai, sì. Ai continui sfottò di Fiorello i napoletani rispondono: allisciati sti babà. E soprattutto soffri perché sei a dieta. Baldi, tu tipo magnao babà. Grazie. Esatto. Vai, Coco. Comunque sappi che chi è che con i napoletani è questa persona qua. Che è napoletano. Perché tutte le battute di sfottò sui napoletani li scrive un napoletano. Ecco, quindi il babà tocca a te. Oh, ok, allora fatemi salutare Bibi Bellandi, il nostro produttore televisivo. È a casa? Allora. È in vacanza. Come dov'è? No, pensavo, fatemelo salutare. Pensavo è a casa e lui è a Sasso. Lui vive a Sasso Marconi. Sai che vive proprio accanto al casello? Tu paghi, telepass e entri in camera da letto da lui. Incredibile, una volta lei è a casa sua, ma dove abiti? Subito dopo il casello a destra. C'è l'uscita Ballandi. Sì, c'è proprio l'uscita Ballandi Est. Ballandi Est. Poi fammi salutare Alessandro Brignone. Sai quest'uomo che vedete che sembra George Clooney, guardatelo lì, abita 2 piani sotto di me. È un disastro, immagino. No, è disastro per quello che abita sotto di me. Lì è veramente che mi manda i messaggini, no? Senza punti esclamativi e senza niente, senza nulla, mi scrive proprio così: cani al galoppo. Questo è perché i cani la mattina ogni tanto gli prende e galoppano in terrazza. Ma tu senti proprio e allora lui veramente. Facciamo gli auguri a Robby Facchinetti che oggi fa gli anni. Io non stavo proprio in pensiero. Vero? No, Robby se li merita, perché Robby se li merita, insomma, voglio dire, uno che ha un figlio come il figlio che c'ha. Domani fa gli anni il figlio. Ma scherziamo, certo. Perché sono amici tutti e due. Tra l'altro facciamo gli auguri, adesso gli cantiamo pure una canzone. Allora mi cercate il testo di Uomini Soli per favore, se no finisce come ieri che comincia a strappare fogli. Tutto. Strappa anche babà. E strappo babà, ma comunque posso dirti una cosa, sei proprio un ufetiente tu napoletano lì, perché tu non mi puoi portare i babà che tu sai che sono sotto dieta. Dimmi che cosa ho mangiato ieri sera. Cosa hai mangiato? Filetto di spigola bollito. Contorno? Contorno? Bellissimo, di niente. Fantastico. Di niente. Bere? Bere? Acqua naturale. Dimmi cosa ho mangiato oggi a pranzo. Oggi a pranzo cosa hai mangiato? Bistecca triste. Si chiama proprio. Morto di suicida era sì. Allora attenzione, uscita subito la notizia, perché appena parliamo noi di qualcosa subito i diretti interessati rispondono. Il sindaco di Sasso Marconi ascolta la radio e dichiara, ricordiamo a tutti che Sasso Marconi è dedicata a Guglielmo Marconi, che come tutti sanno è l'inventore del sasso. Certo. Allora signori, facciamo gli auguri a Robby Facchinetti che oggi compie 73 anni. 73 ne compie oggi Robby. Ma c'è sempre quella voce. No, sempre uguale. Però noi cosa mi avete portato?
Uomini soli forse. Sì, l'hai allora chiesto. ti dico io, mi hanno portato Uomini Soli, no? Sì. C'è scritto album Uomini Soli, ma la canzone è L'altra donna, mai sentita, mai fatta nella mia vita, io non so Fatevi di neanche cosa c'è. Allora, scusate, Uomini Soli ce l'ho qua. Eccola. L'incontri dove... No, non la posso fare il 1 maggio, scusate, l'ho Perché? letta un attimo perché mi viene un po' di... dai, su, forza. Attenzione, compleanno di Robby Facchinetti! Sì. Uno dei rari casi in cui le candeline pesano più della torta. Ma scherziamo, Robertino, dai, gliela Vai, facciamo? Dedicata a Robby Facchinetti, ma la faremo col pubblico versione karaoke. Sì. Ok? Va bene. Siete pronti? Le parole le mimo io e voi le cantate. Sì. Ti immagini cosa viene fuori? Vai. Allora, la prima gliela dico io, Gli incontri dove la gente viaggia e va a telefonare. 3, 4. Gli incontri dove viaggia e va. Col dopobarba che sa di pioggia. E la 24 ore. Perduti nel Corriere della Sera. Ne vai e vieni di una cameriera. Ne vai e vieni. Ma perché ogni giorno viene sera? Inciso. Dio delle città. La sanno. Robby, questo è per il tuo compleanno, Robby. Auguri, Robby Facchinetti. E per il nostro fratello Roberto che se n'è andato anzitempo, preghiamo. Grazie, basta. Eccolo. E adesso vogliamo cominciare in una maniera diversa? Sì. Mettiamo una canzone subito. Vai, sì. Nino Ferrer, visto che oggi è il 1 maggio, facciamo festa. Vai, Vai Nino. Ogni tanto mettiamo musica, questa è una canzone che andrebbe rivalutata, infatti noi la rifaremo. Sono come una formica nella folla dell'umanità che corre qua e là a gran velocità con l'orologio che va. Io sto in città, non mi ricordo più la primavera che colore ha, amici non ne ho e parlo per lo più con l'orologio che va. Felicità, non sta in città, viva la campagna, la civiltà è bella ma viva la campagna che mi dà. Pronto? Ma che vi siete ringoglioniti? Ah, Ma che cosa fate? Maestro Battiato. Ma che canzone state mettendo, ragazzi? dai. Ma che minchia fate? Ma siete delle teste di minchia però, Ma è una bella canzone allegra. Ma quale canzone? Ma qui era? Era Viva la campagna, Nino Ferrer. Viva la campagna, ma sì. cose da pazzi. Allora, Oh. Che è sta roba? Cos'è sto rumore? Scusate, stavo mostrando a Scalambro che era qua come rompere una pila di mattoni con una testata. Perché io usando la meditazione tibetana Riesci a farlo. Scusate, Manlio, tocca a te, vai. Sentiamo. Aia. Si è fatto malissimo. Manlio, non ti sei concentrato. Fa male, vero? Avanti, vai a prenderti una dozzina di moment che ne hai bisogno. E magari fumati una bella sigaretta del Nukak Maku. Conosci? Scusi, sigaretta del Nukak Maku? Non la Come è conosci? fatta una sigaretta del Nukak Maku? Scusi. I Nukak Maku sono una tribù primitiva della foresta amazzonica. Ah, ecco. Pensa, sono così primitivi che non hanno ancora inventato il fuoco. E non avendo tabacco, o capisci, no? Per fare riempire le sigarette usano gli escrementi essiccati del cacatua. Ah, bello. Senta, scusi, ma se non hanno inventato il fuoco come se la fumano? E le masticano. Ah, bello. È semplice, no?
Senta, Sì? maestro, visto che parliamo dell'Amazzonia, addentriamoci in un argomento del quale ci piacerebbe avere anche la sua opinione. Dunque, il problema del disboscamento. Puoi essere più veloce? Ogni giorno nella foresta amazzonica vengono abbattuti migliaia di alberi. E guarda, questo è un problema che mi tocca proprio da vicino. Pensa che io personalmente ho acquistato 10 ettari di foresta amazzonica. Un bel gesto per proteggere la natura. Veramente gli alberi li ho fatti abbattere tutti e io sono per la cementificazione. Ma perché per la cementificazione? Odio la natura. La natura puzza o punge. Lo sai quando maturai questo mio convincimento? No. Quando? Proprio mentre ero ospite dei Nukak Makui in Amazzonia. Dormivo in una tenda in piena foresta pluviali, quando in piena notte uscì per pesciare un attimo all'aperto. E vabbè, cosa accadde allora? Fui massacrato dalle zanzare amazzoniche e insetti di varia natura. Avete presente quando sono grosse le zanzare della foresta pluviale? Immagino. Beh, mi gonfiarono come una zambogna, me lo ricordo ancora. Pensa che la mia faccia restò deformata. Per una settimana ho avuto la stessa espressione di un branzino pescato con le bombe. Sì. Non Ma sai non chi è comunque non è un buon motivo per abbattere gli alberi, maestro. Ma questo lo dice lei. Io ad esempio odio i bonsai. Gli ulivi secolari mi fanno schifo. Se io trovo un prato, sai che faccio? Mi viene la nausea. Vabbè, maestro, abbiamo capito questa sua idiosincrasia. Parliamo d'altro che è meglio. Senti, parla facile, che tu manco sai che cosa vuol dire quello che hai detto. Senta, lei è un personaggio molto famoso, eppure non ha mai fatto della pubblicità. Non le hanno mai proposto di farla? Ma come no? Ma tu come no? Meno male. Non mi avevano chiamato quelli della Ragno per fare la pubblicità alle mutande, cose da pazzi. Dovevo cantare sul ponte svendo la mutanda bianca. Ma pensate, e l'ha fatta? Ma sei scemo, cretino! Ma che hai l'auto targata proprio cretino tu? Hai il patentino da idiota? Sei un inno allo squilibrio mentale, sei un maledetto beota! Va bene, non si arrabbi, maestro, non si voleva offendere. Allora, visto che parlavamo di pubblicità e di mutande, vorrei sapere cosa ne pensa di quella foto, sa quella dove ci sono i calciatori in mutande, quelli tutti in palestra, presente? Ma quale? Quella con i calciatori di Serie A con lo sguardo perso nel vuoto? Tutti oleati in mutande dentro una specie di bagno turco? Sì, quella lì, sì, quella. Vede? In quelle foto dei giovani atleti vogliono far rivivere la mitologia greca. Ecco. Queste sono immagini che fanno rivivere il mito di Ganimede, figlio di Tros, di Callio Fiore. Lo conosci? Sì. Queste figure sono da considerarsi un simulacro della leggiadria e della prestanza. Quei giovani rievocano i fauni danzanti, sono sportivi che impegnano il loro tempo fra esistenza fisica, spirituale e intellettuale. Quelle foto sono un monumento dedicato all'etica dell'estetica. E cioè? Sembrano tutti ricchioni. Grazie. Arrivederci, ti saluto. E che vuoi fare? Parla così. Ma tu l'hai vista quella foto? Sì, io pagherei oro per fare una foto così. Anch'io. Pagherei oro, tutti i belli oleati. Con le trippe ma non fuori, potremo farlo. Noi adesso siamo proprio. Abbiamo notizie? Dove sono? Ce n'è una qua se vuoi. Leggila, sì, dimmi. Allora, la cantante Sheryl Crow fa l'ambientalista. E che dice? Lei dice: usate meno carta igienica, un solo strappo è sufficiente, così la terra si salverà. Ascoltata la ricetta della cantante americana, Bush la manda a cagare, tanto per il pianeta non c'è pericolo. Ecco, grande tempismo di Baldini, Me l'hanno scritta a mano. Tu ce l'hai scritta per bene, a me a mano. Perché a me mi arrivano direttamente dal computer. Certo che uno strappo ha ragione, uno strappo può bastare. Sì, certo. Tu Baldini. Se ti lavi dopo. Parliamo di questo argomento. Dai, esatto. Quanto cazzo? No, la prima cosa, tu ci hai girato il foglio verso il muro o verso l'esterno? No, verso l'esterno. Perché? Tra l'altro io faccio così, do una strappata alla carta igienica, poi fai il contraccolpo, per farla frenare. Per farla frenare. No, discorsi che interessano a tutti. Sì, certo. No. Cioè, guarda che non c'è nessuno essere umano al mondo che non usi la carta. Pensaci. Sì, allora pensiamo a tutti i personaggi famosi mentre usano la carta igienica. Mi fa strano vedere ad esempio uno come Naomi Campbell che la fa, è pure puzzolente, secondo me. Tira via la carta. La fanno tutti, anche se andiamo a prendere personaggi anche più. Tipo? Non so, adesso me ne viene uno solo. Anche a me, però non si può. Uno solo, ma non lo diciamo. Però mi viene in mente, perché io immagino la fatica che farà, perché deve alzare tutte le cose. Tutta la cosa. Stare là. E poi secondo te cosa farà?
si mette quei gomiti sulle cosce, cancella i numeri dal telefonino che non gli servono più. Oppure no? Perché non vi viene la curiosità? Sì. Perché non è che è una cosa strana, no? E soprattutto tu, quando vai in bagno, guardi quello che hai fatto, se no la soddisfazione dov'è? Scusami. Però adesso diciamolo, va sempre guardato, perché non si sa fa. mai. Perché non si sa mai. La defecazio isterica. Esatto. Se tu pensi di averla fatta, in realtà poi quello non mi succede, perché se no hai preso qualche altra cosa. Lo so, però quello che voglio dire io, che bisogna sempre controllare, perché non si sa mai. Sì. Capito? Uno vede un qualcosa di strano e va dal medico e si fa controllare, no? Perché sai che piace sempre. Però è vero, sì. Io una volta andai in ospedale perché tutto quello che vidi fu come mi ritrovai per una selva oscura. Esatto. Però avevi mangiato. Andai lì, ero convinto che emorragia interna. Morto. Basta, me ne sono andato, sono arrivato lì, prendo l'emorragia interna, quindi mi fa: cosa ha mangiato ieri sera? Faccio spinaci, perché? Ma vaffanculo. Capisci? Bel discorsetto. Sì, bello. Sai come dice quei discorsi di merda? Sì, esatto. Va bene, grazie. Finiamola, Finiamola con queste ipocrisie, sono cose naturali. La prima parola che dice un bambino quando nasce è cacca, quindi dopo papà. Esatto, prima la cacca. Allora, vogliamo andare avanti? Cremonesi, la nostra band si sono preparati in qualcosa di straordinario quest'oggi. E viva il 1° maggio! Ale! Bello! Don Sandro, Becker. Era Bad Girl o Star? Era Bad Girl. Bad Girl. No, Bad Girl. Fammi sentire. Che è? No, niente, sono delle notizie che non si possono leggere. Sì, no, vediamo, io le devo leggere prima tutte. Dammi il tempo, intrattieni. Sì, intrattengo io. Allora, che avete mangiato? Vi devo chiedere qualcosa, no? Ecco qua, l'amico napoletano, c'è subito una cosa sul Napoli. Sì, dov'è? L'ho persa, l'ho ripersa. Ecco. Una notizia che abbiamo letto sulla Stampa di Torino, pensa. Una sentenza del giudice di pace decreta che è lecito, pensa, andare in moto senza casco se ciò causa stress al conducente. Napoli eletta città stressata dell'anno. Posso dire che anche non solo Napoli, ma in Sicilia, ad esempio, io sono andato da poco, casco poco zero, e niente, ma proprio zero, quindi insomma. Per tante volte anche per questioni di sicurezza, nelle grandi città tipo Catania, se ti avvicini con un casco integrale da qualche parte, dico qui c'è qualcosa che non funziona. Però purtroppo il casco invece quelli che invece passano col casco e ti salutano, chi cacchio sei? Io un sacco di volte, ma io lo faccio sempre, io saluto tutti col casco integrale. Sì, ciao! Ma chi è? Mi piace. Allora, c'è una notizia su no, Lara Croft, lasciamola stare. Abbiamo che cosa abbiamo? Niente, o facciamo una canzone o se no c'è il Quirinale. Io non canto, anzi, guarda, ti faccio sentire. Ecco, niente. Oggi non ce l'ha con le canzoni. Ma è un vizio, strappo tutto, guarda. Poi c'è. Dovevamo salutare Paola e Gigia che ci ascoltano in questo momento dall'ospedale Villa San Pietro in Roma. E così cogliamo l'occasione per salutare tutti quelli che stanno negli ospedali, che ascoltano la radio, che magari non possono andare in vacanza come loro, che oggi hanno il pubblico presente qui che ha veramente annullato la gita fuori porta per venire qui a Viva Radio 2 e sappiate che fuori in via Asiago c'è gente, perché noi ieri abbiamo detto venite tutti, e fuori c'è un casino che ovviamente non potevano entrare anche perché piove, cioè c'è un tempaccio. Sta piovendo? No, ma c'è un tempaccio. C'è un tempaccio. Senti, ma perché non ci colleghiamo con il 1° maggio, San Giovanni Laterano? Perché chi c'è? No, non lo so, ma c'è un inviato. Magari se qualcuno ci chiamasse dal 1° maggio sapremo che cosa. Dai, proviamo a collegarci col 1° maggio. Vediamo se da piazza San Giovanni Laterano ci chiama qualcuno, per sapere c'è il grande concerto, sapete ci sono un sacco di ospiti. Sento già rumore, sento. Pronto? Pronto, un frullato di fave! Un frullato di fave! No, ma
confusionata! Ma che ci fa a Roma, Martano? Ma che ci fa a Roma, visto che oggi alla festa ero venuto alla mia moglie a fare un giro a Roma, Maremma Capitolina! Vabbè. Stamattina siamo stati prima al Colosseo, dopo in piazza San Pietro, poi ci siamo detti si va a fare due passi in piazza San Giovanni Laterano. Era meglio che mi tiravo una martellata sulle rotule. Maremma calcata, c'è 1 milione di persone. E per forza, scusi, ma non lo sapeva che oggi c'era il concerto del 1° maggio? Guarda che tu devi essere del Lufus. Cos'è il Lufus? Cos'è? Unione Furbi una sega. Secondo te? Ma perché? Secondo te? Secondo me. Se lo sapevo, ma venivo fin qua in mezzo a tutti questi agitati con le bandiere Maremma comunista. Beh, visto che c'è, Martano, rimanga, c'è un bel concerto, dai, guardi, c'è allora Enzo Abitabile, Daniele Silvestri, Carmen Consoli, Tino Mancino, Le Vibrazioni. Le uniche cose che mi vibrano in questo momento sono i miei coglioni. No, Martano! Lasciami stare, oggi le dico tutte così come vanno dette, Maremma. Martano, dai! Ma c'è anche quella cantante là di Firenze come lei, la Irene Grandi. Sì, grandi come le mie palle! Ma non lo dica! Voglio uscire da qui, Maremma, intorcinata! Ma dimmi la strada, allora, se no comincio a tirare la brate a 2 fino a diventano dispari. Vabbè, allora, dove vado? Si sta calmo, le dico la strada per arrivare alla metropolitana. Fai veloce, Maremma sotterranea! Che qui fa un caldo becco, c'è il festival dell'ascella pezzata! Ah, bene. E poi, sai che è successo, Maremma, diavolata? Hanno scambiato la mia moglie per Franca Rame e me l'hanno piazzato sul palco già 3 volte. Qui è pieno di gente col piercing, Maremma, ferramenta. Vabbè. Voglio tornare a Firenze. Stia calmo, adesso glielo spiego. Allora, con le spalle al palco, si metta di spalle, allora vada a destra, c'è un semaforo, attraversa la strada, passa sotto l'arco e lì c'è la metropolitana. Va bene? Ah, vabbè, allora, purtroppo mi sa dovrò rimanere qui. Dovrà rimanere lì, perché scusi? Ma perché la strada la posso anche attraversare? Ma non posso passare sotto l'arco perché non mi ci passano i coglioni! Benissimo, grazie! Grazie! Martano Volpi. Sì. Che dobbiamo fare? Sì. Sì, vi facciamo sentire una bella canzone? Vai, sì, ora sì. Allora, canzone tratta dalla colonna sonora di un film. Voce del verbo amore. Cantano Giorgia e Rosario. Vai. Uguale sarebbe ti amo se tu mi regali un po' d'allegria se giro per strada in tua compagnia. Io più te uguale sarebbe mettiamo che vai Giorgia volassimo un poco più in alto noi fai finta di togliere io e te rimane così non posso, ho un po' di paura addosso. Più di così, più di un sì. Piace sto pezzo, bello. Più di te, più di noi, più di noi, più che Senti Giorgina come va? Io più te. Io più te.
frattempo i coniugi Brignone stavano facendo il video, Valentina e Alessandro, qui si baciavano, si amavano, il nostro Giorgi Clooney della Garbatella. Domani c'è Pasotti, lo sai, a proposito di abbiamo voce Pasotti domani. c'è Pasotti. Senti, una notizia, devo dire importante, abbiamo ripreso da Repubblica, pagina 33. Sì. Allora, nasce il pacemaker per dormire, quello me lo prendo io perché non riesco io dormo poco. E allora il pacemaker per dormire funziona così: ti mettono un pacemaker al cuore, ma senza pile. T'addormenti per sempre. E questo è proprio il cinismo è vero. bello e buono. E poi ce n'è un'altra, oggi su tutti i giornali c'era di Fabrizio Corona, sapete, no? Il famoso fotografo che ancora è in cella perché stanno ancora vagliando la situazione. Lui si sarebbe lamentato perché fa poca palestra e soprattutto per essere dimagrito di 9 kg di mortacci sua, cioè nel senso, ecco nel senso buono. Allora io a sto punto, quasi 2-3 mesetti me li faccio. Tira uno schiaffo. Non so che devo fare, vabbè, mi faccio 2-3 mesetti. Tra l'altro poi lui si lamentava che la cella non era buona, il secondino gli ha replicato una cosa, gli ha detto: strano, fino ad oggi non si era lamentato mai nessuno, qui c'è gente, quando c'è gente ci rimane pure 30 anni. Vuol dire che ci sta bene, no? Salutiamo invece gli amici, che ci sono persone che hanno sbagliato, che sono in questo momento in galera, che hanno capito i loro errori e che sicuramente quando usciranno non li commetteranno più, come ci sono pure qualcuno che invece è innocente e ancora in carcere, ce ne sono, anche quelli ce ne sono tanti, quindi a loro va il nostro saluto e il nostro pensiero. Allora, per quanto riguarda il nostro Riccardo Cassini, adesso ci farà un pezzo di Nutella. No, si vergogna. Che voi sapete, uno dei nostri autori, Riccardo Cassini, e lui ha scritto un libro anni fa, un libro che vendette 1 milione di copie. È vero, 1 milione. E andava ospite sempre a Costanzo Show, ai tempi quando Costanzo pesava 63 kg, e leggeva pagine del suo libro che era una specie di elogio alla Nutella in latino. Ce l'hai? È diventato viola. Ce l'hai un pezzettino? Un pezzettino? Ma lo sa a memoria, se l'ha scritto. Dai, dimmi l'inizio. Dimmelo a me, lo dico io, dai. Dai, testa di chiuppo, vieni qua, dai, dimmi. Vabbè, niente, non c'è verso. Proviamo a spiazzare Mike dopo. Lo chiamiamo prima. Chiamiamolo ora. Così non se l'aspetta. No, lui alle 2:10 dice: ma stai scherzando? Non sono loro. Chissà chi è. E risponde: tac, primo maggio. Se tu ce lo vedi, Mike, ecco, di quello che parlavamo prima. Seduto, lui, allora. No, perché lui ha 3 tipi di carte igieniche, fa la 1, la 2, la 3. Tiro fuori questa oggi un po' più ruvida, un po' più molle. Io ce lo vedo. Quando appena riesce, appena lui fa allegria. Io ce lo vedo vestito da Garibaldi nella pausa dello spot lì su. Incredibile. Vediamo se riusciamo a beccare adesso. Sarebbe fantastico che lui non se lo aspetta. No. Squilla, guarda, risponde, lo so, risponde. Pronto? Vabbè. Lo sa che si sente la radio invece. Lui guarda l'orologio e dice alle 2:10. Pronto? Fregato. Mike, sono Rosario! Ti abbiamo chiamato in anticipo! Fuori orario. Certo che siamo fuori orario, Mike. Sì, apposta. Perché mi hai chiamato adesso? Perché se no, se ti chiamavamo alle 3:05, capivi che eravamo noi e non ci rispondevi. No, anche perché alle 3:05 sarò davanti al televisore per vedere Frosinone Juventus. Vedi? Perché c'è la partita oggi? Sì, non lo sai? Posso essere sincero, non lo sapevo. Vedi? No, e come mai tifi per il Frosinone? Com'è sta cosa? Giocano oggi. Per chi tifi, Mike? Il Frosinone. Giustamente. Senti Mike, ma questa Juventus, l'anno prossimo in Serie A, possiamo dirlo? Se lo merita. Certo. Possiamo dirlo, così gli daremo una bella randellata in Serie A, perché non... Ma tu non sei juventino? No. Noi daremo, cioè noi interisti daremo una randellata alla Juve in Serie A. In Serie A l'anno prossimo. Ma secondo te... Cobolli... vado dentro perché fa un freddo che non hai idea. Ma dove, Mike? Ma freddo di che? Ieri era 28 gradi e oggi? In questo momento 18 gradi. Ma dove sei? Sempre al lago. Ad Arona? Sì, da niente ti ho detto. Il paese si chiama da niente. Un paese da niente. Da niente. Da niente. Ma adesso sono arrivati i tuoi familiari, sì?
Sì, ma adesso guardiamo la partita, poi vado a Milano. E te ne vai subito adesso? Ah, lo so, perché tu sei intelligente, fai la partenza intelligente. Certo, c'è molto traffico. Che se no ce l'hai il telepass tu, Mike? C'ha l'elicottero. Ma da una vita sono stato il primo ad averlo. Sì. Cosa? Il telepass? C'ha il telemike lui, che è un telepass. Bravo Marco. Hai sentito che ha detto Baldini? Il primo. No. Baldini ha detto, perché lui sente solo me. Sì. Baldini ha detto che tu non hai il telepass, hai il telemike. È vero, la mia trasmissione si chiamava così. Sì. Che lui quando arriva alla sbarra non deve tirare, lui tira fuori la testa e dice allegria, e la sbarra. E la sbarra si apre. Senti, avete già mangiato? No, sto mangiando, ero uscito un momentino per prendere il cane. Ah, il famoso cane, quello che faceva quelle robe lì l'altra volta. Hai ragione. Era quello, com'è che si chiamava? Sì, Jack Russell, il Jack Russell. Sì. Jack Russell. Quello che ha fatto il gladiatore, no? Jack Russell. Oggi è in Si forma chiama Baldini, Jack, ne dice una più degli altri. Pensate. Jack Russell. Senti, Poi ne abbiamo uno bellissimo. Come si Un chiama? cucciolo. Un cucciolo a 6 mesi, ma è già alto più di 1 metro. ammazza, che è un leone? Che cos'è? Prova a indovinare. È un Che razza? Doberman. No. Alano? Alain. Alano. Un alano? Sì, Che colore è? di una bellezza, guarda. Color, direi un grigio scuro. Canna di fucile. Canna di Che dà fucile. sull'azzurro. Ma com'è? È mansueto? È una femmina, si chiama Zara. Zara, con 2 A? Come il viale? Zara. Come il viale? Zara. Come il viale, no? Viale Zara. Uguale. Vabbè, senti, io vorrei andare a mangiare, poi mi devo preparare per la partita. Devo tirare fuori le Mike, bandiere, tu sai che io sono a dieta da lunedì. Come mai? Da lunedì, perché sono ciccione, dal lunedì scorso. Cosa c'è Tu da dire? dimmi. Effettivamente avevo notato che non ho osato dirtelo. Non me l'hai Il chiletto l'hai messo. Però che carino, ha detto un chiletto. Allora fammi morire, fammi schiattare, Mike, cosa stai andando a mangiare? Ti lasciamo andare subito, dimmelo, ti Ma prego. guarda, Daniela ha portato una bellissima torta di mele. Poi come ha primo. portato Come la pri- caponata. La caponata, mamma mia. E ci intingi il pane? No, la torta. Non sai cos'è la caponata? Sì, con i peperoni, Le melanzane. le melanzane, l'olio, la Sì, poi sugna. ha portato delle melanzane. Per forza. E pasta noi niente mangiamo oggi? Come? Pasta niente? No, pasta oggi a mezzogiorno no. No. Niente. Vabbè, Didin è arrivato? No, Già, lui è in vacanza. oggi è primo di maggio. Primo di fa la maggio. festa. Senti, noi adesso ci collegheremo anche col concerto il 1 maggio, ma tu non lo guarderai, c'è la partita, quindi. Beh, io ho presentato forse il primo di quei concerti. Ma dai, Qualcosa come 30 anni fa. il credo. 1 maggio hai fatto? Beh, Ma mi meraviglioso. ricordo che c'erano migliaia e migliaia di persone. Allora le case discografiche avevano appena cominciato a organizzare questi concerti e so che lo presentai io. E non mi ricordo, credo sempre in quella zona lì, se non sbaglio. Piazza San Giovanni Laterano. Sì, è stato lì probabilmente. Festa dei lavoratori, che è una festa poi è un po' di sinistra come festa. Tu, Mike, sei andato, quindi eri di sinistra prima. Beh, Mike è stato Ma anche io sono partigiano. apolitico. Ah, certo. Però stimi. Tu sei di sinistra, mi pare, no? No, quello ero io, Mike. Baldini di sinistra. Vogliamo lasciare stare la politica? Sì, lasciamola Mike, perdere, non dai, lo devi sì, toccare sulla politica, È non lo la devi politica. toccare. Fiorello, ti ho già detto 1000 volte che noi non dobbiamo stabilire il nostro colore. Ma è Noi vero, siamo ma è- di tutti e di nessuno. Io sono d'accordo con te, Hai Mike. capito? Di tutti e di nessuno. Esatto. Hai capito? amico, Così deve essere. così, è perché vero. l'Italia è un paese molto strano. Vedi, per esempio, io sono juventino. Quando passo e ci sono degli interisti, mi fanno le corna. Ma no, Hai capito? ma perché? No, ma non- Ma no, solo perché sei di un'altra squadra. E non è giusto Non è questo. giusto, no, dai. Non è giusto, non è giusto. Ci ma vuole l'Italia un po' è di fatta sfottò, un po' di goliardia, ci vuole. Ma le Per corna cui
noi andiamo a tutte le feste, quelle di destra, quelle di sinistra, quelle di centro, tutte. Questo è il nostro lavoro. Mi punto e dicono basta. degli amici miei che Mike al migliore ha parlato dei cani, i cirneghi dell'Etna. Sì, lo conosciamo, era il cirneco che aveva l'arbitro Tombolini. No, non era un cirneco, quello era un'altra. Tu sai cosa sono i cirnechi, Mike? Beh, io ho avuto il più bel cirneco d'Europa anni fa. D'Europa? Sì. Incredibile. D'Europa, perché in America, non lo sapevamo. No, perché non c'era Avevo un l'Etna. cirneco straordinario. Ma una cosa eccezionale. Ma sono cani grandi, vero? Quando grandi. lo iscrivevo alle mostre canine, prima ancora che arrivassi dicevano ha vinto il primo premio. Incredibile, incredibile. Senti, Mike, era uno spettacolo. Non ti Quando vogliamo... verrai a casa mia ti farò vedere la fotografia. Come si La chiamava? foto, ma poi voglio vedere l'Alano io, quello lì. L'Alain, come lo chiamerai te? Alan. Come si chiama? L'hanno detto Zara. E il cirneco come si chiamava? Cirneco. Ah, cirneco. Giustamente. Mike, sei sempre gentile a risponderci in un giorno di... Sì, ma oggi siamo stati poco spiritosi. Ma non è vero, ma vero? sempre dici sta cosa. No. Ma noi non dobbiamo essere spiritosi per forza, No, Mike. tu mi chiami perché vuoi che io faccia qualche stupidaggine. No, non è vero. Tu mi chiami sempre. Non è vero. Io ti chiamo Oggi è il festa dei lavoratori, quindi oggi non dovevo lavorare. Ma non hai lavorato, Mike, è una telefonata tra noi e qualche milioncino di persone. Sì, ma anche tu mi meraviglio, Oggi è il 1° maggio, non dovevi lavorare. Ma infatti io non sto lavorando, Mike, mi sto divertendo. Sì. Il mio questo non è il lavoro, è quando uno va a zappare la terra, Esatto, a fare va un a costruire muro. case, È qualcosa, vero. va a mettere adesso non voglio fare come si dice, però demagogia? Sì. Tu fai Quando annuncerai chi sarà la tua nuova partner nella trasmissione? Quale trasmissione, Mike? Ho saputo che sostituirai Baldini, che hai un'autrice molto brava. Un'autrice? No, sono io che mi faccio l'operazione, Mike. No, Mike, non ci risulta questa cosa. Comunque se io dovessi fare un programma nuovo, io vorrei che la mia partner, insomma, fossi tu. La mia. Sì. Io pagherei oro, uscire in scena su Rai 1 alle 20:40, vestiti io e Mike come come Lina Volonghi, ve la ricordate? o come sorelle Bandiera. No, cioè un'annunciatrice degli anni 60, cioè presente tipo Mariolina Cannuli, io e te. Com'è, Mike? Tu ti sei mai vestito da donna, Mike, in un qualche sketch? Mai. Ma sicuramente nei prossimi spot vedrai che troveranno il sistema per farti vestire così. Senti, io un po' che non li vedo. Cosa sta andando in onda adesso? Dove? Garibaldi? Guarda, io non capisco, mandano sempre solo Garibaldi quando noi ne abbiamo fatti altri 7, no? Hanno visto e anche Dante, ma Dante ieri. pochissimo. Il pompiere l'hanno mandato in onda? No, io non li vedo da un No, po'. neanche io, non capisco perché. La prossima volta ma che glielo diciamo noi a quelli dell'A, no? Che ci fate a fare le cose e poi non le mandate in onda, giusto? Perché tu sei stato lì 4 ore a vestirti e a truccare, mentre io ho visto niente. la programmazione di un giorno, ce n'erano più di 70 in una giornata. Addirittura? 70 candidati. 70, incredibile. Senti Mike, noi veramente forse stiamo esagerando perché secondo te ti si è raffreddata la torta di mele caponata ormai, e la caponata è andata, L'ha mangiata alla lana. Senti Mike, salutaci tutti ad Arona, salutaci Daniela, Leolino e tutti i tuoi familiari. Guarda che dovrai venire qua, quando Lo vieni so. a Milano ti porto qua, Va bene, quando verrò a fare pomeriggio ti porto qui a vedere. quando vengo a fare lo show. Sì, che sarà il 16, 17 e 18. No Mike, no, 17. No. 18, 19. 18, 19 e 21. Il 20 sai 18, sindacato. 19 e 21. Esatto. Ok. Sarai lì in prima fila? No, ma hai detto che la migliore è la 10ª. Ah sì, hai ragione, è vero. Perché si vede meglio, perché sennò con la prima stai col collo all'indietro e per tutta la serata vedresti solo le mie narici, quindi non è un bello spettacolo. Mike, ancora grazie. Ciao. E viva il 1° maggio. Ciao. Ciao Mike. Mike, buongiorno. Radio Promozione, 20 minuti di telefonata con Mike. Incredibile, grande Mike. Sai cosa facciamo adesso? Tra Dopo un lo po', richiamiamo. tra un pochino, tra 10 minuti, Con la 5 bocca minuti, piena, lo richiamiamo. Vediamo che cosa ci Manda a quel paese, dai. Esatto. Radio Promozione. Radio Promozione, lo richiamiamo?
Dove inizia il glamour quest'estate? Dai sandali oro e argento nei nuovissimi materiali a specchio o con plateau nelle allegre vernici colorate. Sarà vero? Boh, certe amiche mie a cui non sfugge niente assicurano di sì e la collezione Bata lo conferma. Venite a scoprirlo di persona in uno degli oltre 300 negozi Bata in Italia. Sarà davvero difficile resistere. Via Giacomo, viva Radio 2, bravo, bravissimo, sei stato bravissimo. C'è una canzone da cantare, guarda, l'ho trovata in mezzo ai fogli. Dick Dick. Dick Dick, oggi è un bel giorno di primavera, ce l'hai? Vai, tu fammi il coro, Baldini. Il coro? Cosa devo fare? Coro. Vediamo chi è che la sa del pubblico, vediamo se ve la ricordate, quasi giorno ormai. E non ho tra le braccia anche il ricordo di te, perché ridi, ma è tardi, devo correre, è vero, non c'è tempo per piangere, ma è bella, Salgo sopra un autobus, mentre guardo la gente mi domando perché mi sembrano tante nuvole che nascondono te. È il primo giorno di primavera, ma perché? No, ma per me è solo il giorno che ho perso te qui in mezzo. Scusa, fermo! No, lo strappa! Fermo! No, fermo! Stavolta, Cremonesi, devi dire chi ha sbagliato. Devi dire chi ha sbagliato stavolta. Stavolta abbiamo sbagliato noi perché non abbiamo durato. Ecco. Sì. Allora quindi strappa e non lo farà mai più in tutta la vita, niente. Perché lui, indovinate che cosa si è dimenticato? Si chiama alzata di tono. Ok. Cioè, quindi un fattore di difficoltà in più che avevamo deciso di fare, nonostante non è un fattore di difficoltà, è la canzone proprio che è così. Ah sì? E io domanda, perché tu non l'hai fatto? Dimmi perché. Perché mi sono dimenticato. Grazie, è arrivato un altro foglio, quindi io riprendo. Allora, dall'inciso. Così facciamo questa qui. Via. Vai, vai. Due. È il primo giorno di primavera, ma perché? È solo un giorno che ho perso te qui in mezzo al traffico, c'è un pezzetto di verde, io mi chiedo perché, mentre nasce una primula sto morendo. Mi prendo i miei tempi. Guarda, bevo una cosina io. Per te. Basta. Canto tutto. Canti tutto oggi? Questa, ne ho trovato un'altra di Ramazzotti. Vai. Ramazzotti? Che cavolo ne so io, qua. Questa qua. Vai. Quante scuse ho inventato io. E l'eco anche che non ci abbiamo. Pur di fare sempre a modo mio. Evitare così. Ogni tanto ci va. Una storia importante. Non volevo così. Pensa se arrivasse Califano di Botto. I 2 anni già grande. Cambio di tono.
quanta gente ho incontrato io, quante storie, quante compagnie, ma ora voglio di più, una storia importante, quello che sei tu, forse sei tu. Attenzione, adesso Ravenna parte. Fermati un istante. Ha sbagliato stavolta. Scusate. Tutti i testimoni ha sbagliato Cremonesi. Silenzio! La strappa. Chi ha sbagliato? Cremonesi stavolta. No. Ha strappato lui. La strappata Cremonesi. Perché ti spiego. Avevamo lì c'è pausa senza nulla batterie, non c'è niente di Guarda feedback. che i vetri sono bagnati. C'è se la ti arrampichi no, c'è la batteria niente, pausa e poi insieme si dice, si parte, si fa fermati un istante. Bello. Qui stai parlando con Eros Biancosarti. Vai Biancosarti, come fa? No, basta. Guarda, per solidarietà strappo anch'io. Basta. Qui, fermati un istante, parla chiaro come non hai fatto mai. Dimmi un po' chi sei. Non riesco a liberarmi, questa vita mi disturba, sai. Quasi finale, come ti vorrei, come ti vorrei. Quando la finiamo? Attenzione, Demo Morselli ascolta la radio Cremonesi e manda un suo curriculum a Fiorello. Demo, come stai Demo? Tutto bene? Forza! qualcosa, 3, 4, 5, 7, cantiamo di tutto, Eccolo qua. Comico italiano stagione 1995 per la rassegna Comico italiano stagione teatrale Nutella Riccardo Cassini, incredibile. Nutella è il titolo dello spettacolo di Riccardo Cassini e dell'omonimo libro 1000 lire, un vero caso editoriale, incredibile. E ce l'abbiamo qui, c'è la foto di 36 kg fa, incredibile. Ma a me mi serve il pezzo, non mi serve questo, mi serve un pezzo dove c'è il pezzo scritto da lui, se no che lo facciamo a fare. Lo so, trattieniti dai, lo so. Posso dire una cosa, la puntata di oggi sarebbe stata molto, ma molto televisiva. Molte cose, il pubblico che ha beccato qua, che in radio forse non si possono. Vari. Eppure una cosa la posso fare, io potrei addentare un babà, ma non ingoiare, lo risputo perché non sono a dieta, in diretta, facendo sentire il rumore, però ci vuole totale silenzio. Tutti, Tu che sei a dieta come me, prendi un babà. No, dammelo, me lo devi dare a me. Perché non sono croccanti i babà, no? Bisogna sentire poi questa roba qua. È come ingoiare uno stronzo. Sì, praticamente sì. Vai. Silenzio totale. Silenzio. Sentiamo? Silenzio. Non posso non ingoiarlo. Devi. Non posso non ingoiarlo. Che ti fa uno, dai. No, che te fa? Ingoialo. Allora. Attenzione. Adesso facciamo un esperimento. Io ho il babà in bocca. Vi canterò una canzone col babà. Allora, la canzone la più difficile del mondo. No, dammi una coperta. Vai. Leggila tu che non riesco. For once in my life. Ok, solo col piano però. Solo col piano. Ho visto tutte le frattaglie in bocca. Poi arriva il pulmino a riprenderlo, vai. For once in my life. I got someone. Aspetta, For once in my life, I got someone with me.
Come on, I need it so long. Rum che esce da bellissimo. For once, I'm afraid I can go where I need me. I wanna know I'll be strong. For once. Che schifo! È partita una pioggia di babà, microfono tutto impestato. Pubblicità! 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 Dobbiamo pulire qua. Pubblicità! Da più di 45 anni noi di Conad lavoriamo per riempire i vostri carrelli della spesa e per metterci dentro qualità, sicurezza, convenienza. Ecco perché sono nati più di 1700 prodotti a marchio Conad. Questo è Conad. Uno, 2, 3, 4, 5. Buongiorno. Buongiorno. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. Vorrei chiedere... Mi lasci indovinare. Un mutuo? Sì. Prima di chiedere un mutuo, è meglio contare fino a 5. Con Mutuo Easy 5 di Anton Veneta, il mutuo è 5 volte più facile, perché per i primi 5 anni hai una rata fissa di soli 420 euro per un mutuo di 100.000 euro. Info in filiale e su antonveneta.it. Anton Veneta. Making more possible. Ehi, piede destro, buttiamoci in pista. No, dai. Li vedi quei due piedi uomini che ballano? Quelli con i mocassini in pelle stropicciata di bata? E come se li vedo? Piede sinistro? Andiamo? Ehi, musica di tendenza! Sì, di tendenza, come voi. Che carini! Grazie! Quei sandali in platù in vernice colorata. Vi stanno alla grande. Sono di bata! Accidenti. Ma dove siamo? A un Bata Party? Bata Party! Bata. Difficile resistere. Scongela i gamberetti, apre il freezer, chiude il freezer. Ma lo sai quanto costano 5 kWh di energia elettrica? Meno di una mozzarella, con il vantaggio di risparmiare all'ambiente più di 1 chilo di anidride carbonica. Se hai la partita IVA, scegli Sorgenia. L'energia intelligente che conviene a te e all'ambiente, perché riduce le emissioni di anidride carbonica. Passa a Sorgenia, l'energia sensibile, anche alle tue esigenze. Numero verde 800 122 797 oppure sorgenia.it. Eccoci qua, ci siamo ripresi, pubblico, fatevi sentire. Eccoci. Abbiamo pulito un attimo tutto, ma posso dire una cosa? A farsi una doccia. Ragazzi, il babà era... lo so. Era meraviglioso. Fiorello, attenzione col babà in radio. Sì. Fiorello col babà in radio. I 40 ladroni ascoltano e dicono: ciao Ali, vogliamo venire pure noi. Beh, ora sono inservibili quei babà perché c'è scaracchiato solo. No, è caduto tutto su For Once in My Life. Una metà, l'altra metà là. Perché mi è partito sull'alzata da For Once in My Life. È partito. Non c'era niente da fare. Proprio il coso lì. Allora, ci siamo? Ci siamo? Ci siamo. Siamo al punto clou adesso della trasmissione. Dobbiamo chiamare il nostro scrittore. Chiamiamo preferito. Mike. Mike, dai. Ti prego. No, aspetta, poi cosa gli diciamo così? Ciao Mike, avevamo nostalgia di te. Dai. Vediamo se risponde. Già ci mancavi. Dai, vediamo. Vai, di botto, vai, richiamiamo. Mentre c'è la caponata di immagini, Pure lui con la bocca piena. Pronto? Mike, sono sempre io, Rosario. Ancora? Ma oggi devi pagare doppio, Com'è la caponata? Buona? Sì, buona. Ma no, siccome non ci siamo salutati bene, ti abbiamo sentito un po' giù e hai detto ciao. E allora. Ma no, tu sei, non lo so, eri un po' freddino anche tu oggi. Ma no, ma che dici? Due fidanzati, guarda. Ma che dici? Che dici? Non è. Senti, ma stasera c'è il migliore? Dunque, dovevano decidere, credo vada in onda stasera, non lo so. Che categoria hai? I giornalisti? Dovrebbero esserci, i giornalisti sono la prossima settimana. Gli attori forse? Sì, forse, non lo so più preciso. Sai, mi hanno fatto registrare 3 puntate insieme, poi non mi hanno detto che giorno avevano deciso. Adesso guarderò sul giornale. Senti, però mi devi lasciare andare, sì. per favore, scusami. Hai ragione, Mike, era solo per un lieve salutino. C'è arrivato anche mio figlio. Ah, salutamelo tanto. Ok. Ma quale figlio dei 3? Il primo, Miki. Me lo saluti tanto, Miki? Sì, va bene, grazie, ciao. Ciao.
Adesso gli abbiamo messo il tarlo, sì, che a qualsiasi ora noi possiamo arrivare. Avete come detto, ancora. Io verrei qui alle 2 stanotte a chiamare. Pronto? Pronto? E fare una puntata speciale. Attenzione, abbiamo una telefonata per te, ma sì, scusa. Sentiamo allora chi c'è in linea. Sentiamo chi c'è. Pronto? Sento muovere qualcuno. Yeah. Ah, eccolo là, l'ha chiamato il centralino. Dimmi chi sei? Federico Moccia, buongiorno. Sì. Baldini, chi viva sei? Radio 2. Viva... Quanti anni c'hai? Tutte le volte. Dimmi quanti anni c'hai? 47. Se vuoi ti consiglio un buon obitorio, lo vuoi? Ne conosco uno dove ti tengono bene in fresco. Sì, bene, lasciali là. Davvero? C'è un obitorio equino, se vuoi. Ah, equino? Sì. Ti metto là. Va bene? Sì. Dimmi, caro. Non mettergli il cartellino allo zoccolo. Vabbè, senti, volevo sapere dove sei? Dove vuoi che sia? Sono sotto Ponte Mirdio, detto anche il Ponte Mollo, e sono anche molto impegnato. Scusa un attimo, Scusate un attimo solo, Vabbè. Allora, forza, Francesca, io ti battezzo col nome di Fiffi. Ma si può. Benedetta, io ti battezzo col nome di Benny. Carmela, io ti battezzo con il nome di Meli. Federico? Che stai facendo, scusa? Sto battezzando le moccine. Ah, ecco. Lo faccio sempre il primo giorno di ogni mese. Sì. Sono o non sono il loro santone? Le aspetto qui, sulle rive del fiume Tevere, con una lunga tunica bianca e lucchetti appesi ovunque, al naso, ai lobby, ai capezzoli. Le fanciulle arrivano con i loro nomi usuali e banali. Sì. Io le immergo nelle candide acque del Tevere e do loro un nome nuovo e molto più giovane con 4G. Certo, capito. Oggi per esempio ci ha battezzato Cippi, Titti, Gulli, Mindi, Minghi, Sabbi, Iaia, Billi, Babba, Vivi, Chilli. E poi 2 maggiorenni. Ah sì? Sì, lo so, maggiorenni perché sono venuti in macchina. Cioè? Alfa e Romeo. Ah, bene, vabbè. Senti, mi sembra che tu ti stia un attimo montando la testa. Perché? Insomma, vedi È tutta invidia, o decrepito anziano Marco. Quello che faccio lo faccio solo per diffondere e amplificare con sacro sentimento osteopatico e mucoso che è l'amore. Che schifo. Perché l'amore è come vedere Marco Baldini pregare in ginocchio davanti a un banco. Allora? Spera in un miracolo. Ah, bravo. Senti, visto che anche tu ti occupi di TV, hai visto che oggi esce su Rai 3 un nuovo programma sulle nuove generazioni e sugli adolescenti? Io lo trovo molto giusto. Bravo. Bisogna aiutare chi sta adolescendo. Sì. Lo capisci? Chi sta? Adolescendo. Ah, voce e verbo adolescere. Sono i giovani il futuro della società, oltre che essere il presente del mio conto in banca. Certo. Comunque il programma io vedo che sarà condotto da Gigliola Cinquetti, Di che secolo è? Ma come di che secolo, dai? Era famosa cantante, fa anche la conduttrice adesso. Vabbè, però è vecchia, stagionata, ammuffita, oltrepassata, scaduta, decaduta, obsoleta. Senti, non è che la tua è che è un po' di invidia perché non ti hanno fatto condurre un programma per giovani mai? La tua è una cattiveria. Sì. Anzi, se proprio lo vuoi sapere, ho anche fatto un provino da poco. Ah, bene, com'è andato? Male. Mi hanno chiesto, pensa, di raccontare di cosa parlano i miei libri. Purtroppo non ho saputo rispondere. E quindi mi hanno scartato, ma roba da matti. Mannaggia Ponte Milvio. Vabbè, adesso questo è il ma lo hanno fatto, lo sai come? Ostentando quel sentimento micologico e tartufato che è l'amore. Mi si caniano i denti. Perché l'amore è come una foto di Enrico Cremonesi nudo. Cioè? Capisci il significato di vuoto cosmico? Senti, prima di salutarci, ragazzi, oggi è il 1° maggio. Vabbè, andiamo sul tuo blog un attimo, dai, www.federicomoccia.it. Dai, ti prego. Allora, chi ti scrive è Bocconcina91. Federico, il messaggio è questo. Scrivo libri, sono forte. Scrivi libri, dai miei libri traggono. Sei film. di Parioli? Nelle Parioli delle volte andavo a Piazza Euclide. Ah, vabbè, delle volte. Ciao Federico. Sì. Come stai? Sì. Tu sei il mio mito. Ci sei rimasto male, vero? No, perché una volta tanto imparerai. Ho immaginato che ciao Federico non era rivolto a me. Ah, meno male, ok. A chi era rivolto? No, a te, ma non allora, da me. Ciao. Ma non da me, da Bocconcina 91. Ah, ho capito, adesso ho capito. Allora, Vai. tu sei il mio mito. Grazie. Tu sei il mio modello. Lo so. No, non lo devi sapere, che non sei il mio modello. È di chi? Bocconcina 91. Bocconcina 91? Sì, esatto. È la firma. Sì. 91 è firma tipo 9 con l'1 davanti? Sì. Ho capito. 9-1. Sì. Allora, tu sei il mio mito, tu sei il mio modello, tu sei il mio vate. Sì. Vate che è un nome?
No, Vate vuol dire il mio maestro. Come c'è Vale, Ginni, Vate? No? No, non è quello. Ah, non è quello, tu sei il mio Vate. Vate vuol dire maestro. Ma è anche una cosa un po' zuzzona. No, la mia guida vuol dire, il mio... Non è Vate? No, non è Vater, quella è un'altra cosa. Ho capito, vabbè. Io da grande voglio diventare come te. Come chi? Come te, cioè Federico Moccia. Come me? No, non okay. io, Bocconcina 91. Allora, sì. Mi puoi consigliare cosa posso fare? Uncino capovolto? Sì. Quindi è una domanda? Sì, è una domanda. Bene. Attendi un attimo. Deve riscrivere tutto, ora facciamo notte. Allora, la direttrice si firma Bocconcino 91. Messaggio qui, ciao Federico, ciao. Ciao, si risponde tutto. Tu sei il mio mito, cioè lei dice a me, tu sei il mio mito. Esatto. Tu dici a me, complimento di a me luogo. A me luogo? Tu sei il mio mito, tu sei il mio, complimento di possessione. Di possessione, che è? Io posseggo mio te, modello, Vabbè. quindi tu sei un mito, tu sei il mio mito, tu sei il mio modello, tu sei il mio Vate. Io da grande voglio diventare come te. Mi vuoi consigliare cosa posso fare? Bocconcino 91, voglio diventare come te. Bene, vuoi sapere come fare per diventare come me? Sì. Beh, inizia con una bella operazione, poi ne riparliamo. Grazie a Federico Moccia, eccola. Ragazzi, ho trovato un pezzo di Nutella. Di Nutella, pezzo di Cassini. Sentiamo. No, ma è un pezzettino, no? Una musichetta di sottofondo ci vuole però. Sì, non quella che ha messo Lolli. No, allora, eccola. In bel mezzum sbafationis Nutellam arribat fratellinus minor secchionis etque un minimum cacacazzus. Qui ricattare potest fratellum grande in secula seculorum. Beh, bravo. Un milione di copie, pensate che lui ancora vive dei diritti di quel libro che qui. Questa va cosa avanti? E Nutella ma cantata cos'è? Era cantata questa? L'hai scritto te, Cassini? Cioè, la gente scrive le cose e neanche non se lo ricorda. Vabbè, era una, ecco, cantare una romanza l'opera buffa, ci facciamo i fatti nostri. Sì, esatto. Allora, che famo? Manca ancora un quarto d'ora. Possiamo fare qualsiasi, quello che tu vuoi, possiamo fare. Una bella canzone, ad esempio. No, non ne voglio. Ieri c'era una bella, l'abbiamo andata per la prima volta, quella tutta in extra beat. Ah, quella in extra beat, non mi ricordo né il titolo né nulla, non mi ricordo nulla. Ce l'hai scritta lì nella scaletta tu, guarda. Adesso la vedo solo. Fuori logo si chiama. Sì. Chiamami, bellissima. Fuori logo, chiamami. 3, 4, 1, 2. Sono le voci della notte che rimbombano nel quartiere. Questa è roba da primo maggio, quella che non mi fa dormire, io mi affaccio mille. Questa è una delle più belle che ci sono mai arrivate, secondo me. Essere leone, una gazzella a mano armata. Che gran figata, basterebbe una telefonata e tutto verrebbe censito come storia passata, digerita, già decantata ed archiviata col passare del tempo, forse mai esistita. Come faccio a sopportare questa situazione? Mi sento come un esame senza aver mai seguito lezione. Attendo uno scudo contro la posta, giro per casa come un pazzo in attesa di una tua risposta. Sul cortile era la sonora. Giorgia, gocce di memoria. Bravo, esatto, va ancora una logo. E chi non trova mai le parole giuste per riuscire a dire ma io che devo fare, non ho granché da dire, non mi resta che sognare un futuro ideale nella speranza. Di memoria. Ci sta, Suona telefono anche una volta sola per sono gocce di memoria. mi basta una parola, sogno che io e te un giorno nello stesso contorno, come farò a aiutare
maestro Cremonesi, sentitelo. Vai. Bravo l'arrangiamento. Notizia bello che veramente sì. forse una delle più demenziali che siano mai arrivate, riguarda un nostro amico sì. Roberto Ciuffoli della premiata ditta, sì. perché nessuno mai poteva immaginare che lui fosse così ricco. Ciuffoli della premiata ditta. Ricco? Sì. Ciuffoli, ce l'avete presente Ciuffoli? Sì. Quello Pensa che Pirla lo conosco bene, non gli ho mai chiesto un prestito. Allora, sai che cosa ha fatto? Cioè, ragazzi, incredibile. Ciuffoli ha acquistato con, non so, però ha acquistato l'Empire State Building. Quello... Sì. Ciuffoli. Tra l'altro quindi ora poi l'Empire State Building cambierà nome, che si chiamerà Empire de Ciuffoli. Stavo abboccando, ho detto, pensate questo. L'ho detto però che era molto demenziale. Sì, infatti. Empire de Ciuffoli non è è venuto male. al ristorante oggi. Empire de Ciuffoli. Vabbè, dai. È bellissimo. Senti, diamo una telefonatina al Quirinale. No. No, dai. Qui vedi. Già, lo vabbè, reclamano. chiamiamo il Quirinale. Dai, sentiamo un attimo. Perché il 1° maggio. È bello, di Risio ha una faccia allegrissima oggi. Sì, è lì proprio così. Proprio sì. È in calo, sembra in calo. Dategli qualcosa, Eppure anfetamine. mangia, Bozzi, digli qualcosa. Se mangia. Perché io e Bozzi stiamo facendo insieme la dieta e abbiamo una scommessa fino al 16 giugno chi peserà di meno. Però lui è 30 centimetri meno di me, quindi Sì, abbiamo esatto. fatti pure i debiti. è più basso, no? 30 Sì, più centimetri, basso, qualcuno magari. Ecco. Sì, appunto. Allora, più largo ma più basso. sì, molto più largo lui, molto. Tu è largo e lui è tozzo, diciamo. Certo, un comò, diciamo. Lo Un chiamano comò. proprio Umberto Tozzo. Anzi, una cassaforte, presente come... Vabbè, dai. La cassaforte non è male. Quando va a pipì, Vabbè. quando deve fare pipì, deve fare sempre la combinazione. Se no non trova. Vabbè. Senti. Bene, Dimmi. Dicevamo, ci fa piacere condividere con il nostro presidente. Non ce la faccio più alzarmi e andare. Sempre alzarmi. Volta, Ok, alza. vabbè. Oggi è il 1° maggio, dobbiamo condividere. Sentiamo se adesso c'è il centralino, sicuramente. Sentiamo. Care paesana e care paesana. Così senza passare dal centralino? Che volevo fare? Quello disgraziato se ne è chiuso ieri sera e mi ha lasciato come un baccalà a rispondere a te. Presidente, ho capito. E dove è andato? Si sono riuniti, care paesane e care paesane, Sì. tutti i lavoratori telefonici. Il mio centralinista, René Longarini del centralino di Portobello, la bambina della canzone piange il telefono che mo tiene 62 anni certo, e giustamente. c'ha un pedicure a Caianiello, Raffaella Carrà di Pronto Raffaello e lo scimpanzé del 1240 hanno organizzato una bella gita nella sede della Telecom. Ah sì, a Milano? A quale Milano? No. Non lo sapete? No. La Telecom se l'hanno accattata gli spagnoli. La nuova sede della Telecom sta a Ibiza e il presidente è Sandy Martin. Vabbè. Senta, Presidente, lei cosa ne pensa di questa vendita della Telecom agli spagnoli? Io sono contentissimo. Pensi che per festeggiare hanno fatto una speciale tariffa per parlare con tutti i telefoni fissi delle case spagnole. Sì, e noi che ce ne importa, scusi. Qui, Baldì, a Napoli, ai quartieri spagnoli stanno telefonando gratis da 3 giorni. Vabbè, ok. Parliamo di attualità, Presidente. Che ci dice della Corte Costituzionale? Lei lo sa, no? Che un giudice se n'è andato per protesta. Cosa pensa delle dimissioni di Vaccarella? Sono molto addolorato. Non so come farà la Corte Costituzionale senza questo valente giudice, Vaccarella, ma soprattutto io, senza Vaccarella. Come cazzo faccio, presepe, quest'anno mi rimane l'asinello spaiato. Senta, Presidente, ci dica qualcosa sul 1° maggio. Certamente. Ecco, vi parlo dal profondo del cuore, da napoletano verace quale sono. Bene. È con gioia che possiamo festeggiare oggi
1° maggio, la sconfitta di questa piaga sociale che è il lavoro. Ma come, Presidente, il lavoro? Senza il lavoro saremmo tutti uguali. Un trionfo di uguaglianza e democrazia. Non esisterà più il mobbing, non ci saranno più gli scioperi e soprattutto senza il lavoro non ci saranno più disoccupati. Certo. Senta, Presidente, vuol lasciarci con uno dei suoi famosi Certamente, discorsi? ne leggo uno Grazie. fresco appena asciutto dal termos del caffè del professore proprio su questo argomento con la data di oggi. Care paesane e care paesane, io lavoro. C'è qualcuno che suggerisce? No, vabbè, era un bisbiglio che... Ripeto. Io lavoro. E io penso al solito. Grazie, e con questo vi saluto, arrivederci. Basta, non lo faccio più. Che devi fare? Non succede, sono parole che vanno. Che succede? È la cattiveria. Oggi sai cosa faccio? Vado al 1° maggio con una bandiera di Forza Italia. Sai cosa ti fanno, Gianni? Non so se esci vivo. Allora, cosa c'è? No, una notizia. Prima pagina, problema della siccità, prima pagina di Repubblica. Acqua. Cos'è qua? Non si capisce, se purtroppo è arrivato scritto in una lingua che non capiamo. Lasciamo stare. Era meglio perché ogni tanto rischiamo la denuncia. Bene, lasciamo stare. No, è arrivata la notizia, non si capiva che cosa. Poi sai, quando arrivano di botto, sai, lampeggia, allora uno va lì e non riesce a leggere. Impazzito, Sì, è impazzito. Allora, quanto manca? Sentiamo se ci sono gli spostati. Ma ci sono già? No, ma siete una vergogna, è presto. E chi se ne frega, per tutte le volte che abbiamo sforato, una volta lavorate più voi. No, non lo possiamo accettare. Senti, ma non siete al 1° maggio voi? No, non siamo al 1° maggio, no. Però chiudiamo prima, chiudiamo alle 16. Ci sono Ciri e Solibello. C'è Caterpillar e poi c'è Federica Gentile. Grande giornata. C'è Gentile, tutti là stanno. Sì, sono tutti là. Ieri sera siamo stati a Verona, ti aspettavano, Marco, hai lasciato un voto incolmabile. Perché che c'era la notte bianca a Verona? Ma dai! Sì, bellissimo. Vi siete divertiti? Era bello? Bello. Sono andato in bianco, giustamente, perché essendo notte bianca, giusto? Chi ci avete oggi ospiti? Oggi nessuno, anche perché chiudiamo. Maggio non viene nessuno oggi. Infatti, manca a fare le promozioni, non gliene frega niente a nessuno. Non c'avete un Riccardo Rossi da mandarci, un Gianluca Guidi? È fatta! Non c'è sta! Basta! Non c'è, Riccardo è lì. No, però Fiore, visto che abbiamo fatto 1100 km tra ieri pomeriggio e questa mattina, siamo distrutti. A piedi? No, in macchina, ma io pensavo, ma quando voi facevate le serate in discoteca? Sì. Come facevate? Ci drogavamo, era sempre semplice. Per Gentile non facile, senza proprio si andava e si tornava. Anche più veloci di come si andava. A parte gli scherzi, te lo dico io, è l'età, caro. Mi ricordo che facevamo spettacoli che finivano alle 3 di notte, arrivavamo a Milano, non andavamo mica a casa, andavamo al locale. C'era un locale che apriva alle 5 del mattino, si chiamava Plastic. C'era anche lo Zip, però lì dovevi stare attento. Però era bello, c'era il Plastic, lo Zip io abitavo sopra. Pensa tu cosa. Abitavo in un residence a Milano, vicino a Corso Sempione, dove c'era questo locale che era tutto dove frequentato. Le signorine, come ti chiami? Armando. Queste erano le signorine frequentate. Quando tornavo a casa alle 5 del mattino, 5 e mezzo, ciao Fiore, vieni a ballare qua dentro con noi. Che bel codino, ragazzi, no, non posso. Domani c'ho la radio. Ma dai, vieni. Certo, me lo ricordo. Te lo ricordi che Ma poi anche quel bell'aneddoto a Ibiza che tu eri rientrato in camera e stavi per coricarti. Sì, quello è stato meraviglioso. Qual è questo? Stavamo registrando le puntate di DJ Television a Ibiza. Ora, se tu a me mi porti a lavorare a Ibiza, figurati. Da me cosa vuoi? Io giovane, libero, vado a Ibiza, alla sera che cosa vai? Al Paccia di Ibiza, all'Amnesia. Tutte. Torno in camera dell'hotel tipo 8:20. Allora era presto, un uomo finito, Brandelli, Brandelli di Fiorello entrano in camera, apro la porta, e la richiudo dietro di me, faccio 3 passi e sento
Fiore, pronto, dai che dobbiamo andare a registrare. Io arrivo! Mi sono girato e sono riuscito. Sono arrivato che faceva oggi sei un po' sottotono. Guarda un po'. Sottotono, delle cose veramente. Bene signori. Mi ricorda perché questo non lo posso raccontare. Quale? Dai, Marco, sono di aneddoti con Franchino. No, non si parla di me, si parla di Amadeus perché c'era pure Amadeus. Perfetto. Prima di sposarsi, Amadeus. Lo so. Quando lo beccarono sì, al Pascià. non riuscivo a trovare Amadeus. Amadeus era di tutti noi, era quello più serio, più tranquillo, più sereno, così. Dove è Amadeus? Non c'è Amadeus. Amadeus non c'è, dove lo trovi? E andiamo in giro a cercare Amadeus locali, ma capirai che sta in un locale. L'ultimo che ci rimane da vedere è il Paccia di Riccione. Paccia, una cosa proprio, cioè quello che i ragazzi stanno facendo oggi, già al Paccia di Riccione, di Ibiza si era già fatto, c'erano proprio avanti, gente che ballava tutti nudi, qualsiasi cosa. Tori in pista. Il 7 luglio, San Fermino. E allora a un certo punto dico, guarda, sai che ti dico, entro io. Lo cerco io, che dovevamo portarlo a casa, non si trovava perché noi abitavamo a 15 km da Ibiza, quindi o lo lasciavamo lì. Entro e vedo una scena raccapricciante. Amadeus, solo col pantalone di sotto, nudo, torso nudo, sul toro? No, al centro della pista, ubriaco che lui non beve niente, roteava la giacca, quella con le spalline? Sì, roteava la giacca, attorniato da 5, non ti dico che cos'erano. Malintenzionati. Neanche loro sapevano cos'erano. Tutti di fuori che lo leccavano. Lo assaggiavano. Una cosa, io ho detto, Amadeus, e lui fa, ma dobbiamo andare via, lui faceva no. Poi si sarebbe sposato il giorno dopo. Sì, addio al celibato. È un addio al celibato. Sai che ha detto Fiorello in radio? Tanto lui di me non può raccontare niente, io ero libero a quell'epoca. Sì, quindi posso raccontare io. Esatto. Ma non racconterò. Ma dove? Lì a... No, a Milano io posso raccontare. Vabbè, Milano c'è da raccontare l'entrata nel tabacchi. No, quella no, quella lascia. Quella fa ridere. Sì, no, allora eravamo dediti. No, aspetta, perché sennò poi i ragazzi si ascoltano. No, è vero. Allora, non lo fate. Periodo della nostra vita dove io e Baldini ci facevamo qualche canna. Dai. Sbagliato, ma insomma. Ma un giorno, anni e anni fa. Finiamo le cartine. Siamo a Milano, andiamo a Milano, camminiamo, Baldini, fai una cosa, va. Compra queste cartine, però comprale tu, che lui ancora visivamente non lo conosceva, a me mi conoscevano, capirai. Allora dico, guarda che fai, scendi tu e le compri a te, non ti conoscono, io sono fuori, un pacchetto di Marlboro, un pacchetto di cartine. Lui entra, io ero fatto come una carogna. Aspetta, io ero fuori in macchina che dal finestrino guardavo quello che faceva. Così a un certo punto lui vedo che chiacchiera con il tabaccaio, si gira, poi fa: Fiorello! Come le vuoi, lunghe o corte? Esatto, è vero. E lui però non è che mi disse, fece cretino, lunghe. Cretino, lunghe. Che ridere dopo, Che ridere. Dovreste scrivere un libro, scusa. Sì, come quando abitavo in via Pallavicino a Milano, che avevo una casa pian terreno, che ormai non ce l'ha più, io abitavo a pian terreno, la mia camera da letto dava la finestra, dava sulla strada. C'è gente che faceva così, di modo. È vero. Scusi, ha un telefono? Sì. A casa mia, io dormivo. C'avevi un gatto che pesava 89 kg. Ti ricordi? Cioè pesava più di noi. Gli davo da mangiare qualsiasi cosa. Vabbè, abbiamo sforato parlando di quello che volevamo. Bastardi, voi pur di non lavorare, Ma tu, Marco, hai vissuto anche con Sandy Martin. Sì, basta. È vero, ho vissuto con Sandy Martin. Via Alberto da Giussano, quinto piano, 23. È vero. Vabbè, non ci racconti nulla, scusa. Questi lo fanno apposta. Grande playboy. E poi ci attaccano. Esatto. Pure io ho vissuto con Sandy Martin 15 giorni, sempre a Milano, perché era del gruppo del nostro, no? Io ho visto donne suonare, perché il primo, quando arrivai a Milano, mi ricordo, mi disse: dove vai a dormire? Vai in quella casa, via Alberto. Suono la porta, mi apre Sandy Martin. C'è uno che arriva a Milano il primo giorno e dico: minchia, Sandy Martin. Sandy Martin, lui dormiva in una stanza, dormiva, per modo di dire. E io appena arrivato, bene, vivere con Sandy Martin era lui faceva: apre la puerta, perché parlava lui in spagnolo. Io andavo, citofono, facevo: sì, chi è? C'è Sandy!
C'è Sandy? No. Lui mi diceva non ci sono, no non c'è, stronzo diglielo, deve essere lì, fallo scendere. Una di queste scendi pronto è una famosissima. Io lo so. Dovete morire. Le iniziali. Scamarcio ci faceva una pippa. Le iniziali. Scamarcio non c'era nessuno. Perché io ero al Varo d'Italia. Allora, Sandy Martin quando faceva i concerti aveva i capelli lunghi, che faceva dal palco, tirava in avanti sul pubblico i capelli, le donne si aggrappavano e lui le tirava in Era una roba micidiale. Come la gru del Luna Park. Esattamente. Ma era una cosa, e io facevo il centralinista di Sandy Martin. E una notte alle 3 di notte arrivò un personaggio famosissimo. Ciao, sono No, dai, c'è Sandy? No, Sandy, no! Che stronzo è lì! Io lo so! C'è il cavallo parcheggiato qua fuori, perché lui non aveva macchina. Sì, no, andava a cavallo. Non mi posso, tu lo sai chi era? Lo sai chi era? Ma era famosa allora o ancora adesso? Era famosa allora e famosa ancora adesso. È stata sempre famosa, secondo me. Sì. Le iniziali neanche quelle si possono dire. Se noi diciamo indoviniamo ci dite. No, oggi è felicemente italiana? Figli, sì, italiana. Raffaella Carrà? No, dai, ma te l'immagini tu? Era una bella immagine. La Carrà con Sandy Martin, tu immensa a letto. No, perché poteva avere. Il popcorn Ibiza. No, dai. No, non sarebbe. Non era. Ragazzi, dobbiamo chiudere. No. Ciao, Chi è stato con Sandy? Scusa, è arrivata una battuta dell'ultima ora. Sì. La devo dire, Dilla. perché si parlava di Raffaella Carrà che faceva l'amore con Sandy Martin. A un certo punto lei esclama: e dopo 40 anni l'orgasmo è qui! Ciao!